Oggi è una giornata importante perché ricordiamo il 20° anniversario dalla sottoscrizione della Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Una giornata importante che abbiamo voluto così festeggiare anche con la presenza di una delegazione di giovani, di ragazzi, di adolescenti delle scuole superiori, di 2 scuole nel Veneto, che hanno seguito un percorso anche di lavoro e di riflessione attraverso appunto l'attività scolastica sul tema dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Ho ricordato nell'occasione che ogni diritto è associato anche a un dovere e che oggigiorno occorre assumere da parte di tutti noi e dei giovani in particolare anche sempre maggior senso di appartenenza, senso civico, di responsabilità, perché viviamo in una società dove dobbiamo essere non delle comparse ma dei protagonisti in positivo e dove anche il grado di soddisfazione che noi vogliamo ottenere nel nostro agire è commisurato alla capacità di aprirsi agli altri, al fatto di essere, di capire e di interpretare e di dare risposte ai bisogni degli altri. Ecco, superare l'egoismo è un imperativo categorico per tutti noi e per i giovani ed è un modo per cui, attraverso il quale è possibile anche raggiungere la gratificazione di se stessi e quindi superare l'egoismo significa, in altre parole, rispettare i diritti degli altri, rispettare i diritti soprattutto dei più deboli, di coloro che sono in condizioni di marginalità, perché questa società deve diventare una società per tutti e non solo per chi ha delle potenzialità date spesso anche dalle disponibilità economiche, ma deve diventare una società nella quale tutti i giovani, tutti i ragazzi siano rispettati, valorizzati per quello che sono e siano in grado anche di sentirsi appunto protagonisti nella vita quotidiana, e questo protagonismo si acquisisce soprattutto nella capacità di aprirsi e dare qualcosa per gli altri. La Regione Veneto da anni, anche attraverso la propria azione legislativa e poi anche esecutiva, ha approvato delle importanti leggi, non ultima quella nuova legge sui giovani, che mira soprattutto al coinvolgimento attivo, a stimolare i giovani alla partecipazione attiva nella società e attraverso anche delle forme di rappresentanza. Abbiamo già sperimentato in 2 ULSS del Veneto questa legge, dove abbiamo visto dei giovani durante l'estate a creare attività, a creare gruppo, associazionismo dal basso e cercare di individuare anche degli organismi di rappresentanza che possono interloquire con le amministrazioni pubbliche. Ecco, vogliamo quindi dei giovani che creino società, che creino comunità dal basso, dove le istituzioni non siano estranee ai loro bisogni, alle loro istanze, ma siano copartecipi anche nella gestione della cosa pubblica, nell'esprimere dei giudizi, dei pareri, delle proposte e quindi maturare il senso di democrazia e di partecipazione. È uno degli obiettivi di questa legge che abbiamo visto anche nella sperimentazione con grande soddisfazione. Credo stiamo appunto improntando un modello che vorremmo poi esporre e esportare a tutto il resto della nostra regione, che ha dato veramente dei buoni risultati.